Bene, secondo me molto bene. Questo pezzo in particolare secondo me è un po' debole sulla parte del ritornello, diciamo. La voce poi è molto bella, perché quello lì lo sappiamo, l'abbiamo visto. Adesso non saprei neanch'io qual è forse il... Questo è stato il primo pezzo in assoluto che ho mai scritto. Ecco. Quindi diciamo, devo rispolverarlo perché era Ecco, dovrai mettere a posto un bridge o qualcosa e poi il ritornello, secondo me. Perché i due pezzi in italiano che abbiamo sentito ieri e oggi sono più forti, ecco, obiettivamente. Per cui... Anche come testo. Cioè, come testo non ho capito questo. l'inglese è buono, però sta attenti, l'Inghilterra è sempre legata all'Inghilterra. Il mercato internazionale è legato sempre allo slogan, guarda Adele, hello. Il pezzo già fatto lì, il resto chi se ne frega. Quindi quello è molto importante. Però c'è già il fatto che tu sei madrelingua, canti in madrelingua, questo è un vantaggio mica da poco, sai. Tu sei parti col piede destro. Però preferivo in italiano veramente, perché per qualche motivo il testo in italiano funzionava meglio, perché faceva sai quella roba tipo un po' mannoia, quella roba là. Quindi funziona in Italia quella roba lì. Ok, grazie. Niente, grazie a te. Niente, sono un autore, scrivo testi, sono anche diciamo, il patrono del Village Music Club. Questo master l'ho voluto da 12-13 anni a questa parte per tentare di spronare un po' i ragazzi del sud ad emergere, perché sennò sarebbero troppo celati dall'indifferenza. Per cui queste riunioni che noi facciamo ogni anno in queste località danno luce allo splendore dei nostri talenti. Ecco perché vengono gente che avete visto e sentito, e sicuramente questi personaggi aiuteranno tantissimo questi giovani. Io ricordo la grande gavetta per fare l'autore, che mi ha dato tante soddisfazioni. Ho vinto un Sanremo Giovani con Gigi Finizio, un Sanremo sempre con Gigi Finizio terzo posto, Lo specchio dei pensieri, una canzone stupenda. Poi Caparbio, senza mai arrendermi e mai smettere di sognare, sono arrivato a scrivere per Mina e per tanti altri artisti, e ora spero di scrivere qualcosa di nuovo per questi giovani ragazzi che abbiamo in questo grande vivaio che è il Village Music Club Academy. Spero tanto che i nostri ascoltatori possano avvicinarsi a questo grande progetto, proprio appunto per tentare di far crescere questo nostro grande sogno, che è quello di unirci tutti in un solo grido. Siamo figli del Sud e arriveremo a conquistare tutto il mondo. Sono Stefano Senardi, faccio il discografico da tanti anni, ormai quasi 40, faccio il consulente musicale adesso, soprattutto per programmi televisivi, e sono qua al Village per dare un mio contributo a cercare nuovi talenti. Mi piace essere qua perché è bello il contatto con chi ama la musica. Io produttore discografico, direttore artistico, consulente di direzione artistica. Sono
Sono Concetta Petti, svolgo la professione di avvocato, sono esperta in diritto d'autore e rappresento legalmente il Village Music Lab Academy, che è un'associazione nazionale culturale della musica e dello spettacolo che è volta a formare gli artisti emergenti e a farli interfacciare con produttori discografici, artistici, autori, giornalisti di fama nazionale. Quindi il mio obiettivo è quello di individuare tramite anche coloro che sono gli addetti ai lavori quelli che sono degli artisti emergenti pronti discograficamente e poi proporli alle major e agli addetti ai lavori in modo da poter provare a cavalcare quelli che sono i palchi nazionali. Altri bisogni nascono al teatro, poi sono passato giovanissimo alla televisione e da allora mezzo secolo davanti, di lato, di fianco alle telecamere per raccontare quello che vedo, quello che sento, quello che piace e quello che mi piace. Grazie. Sono Mimmo Cappuccio, sono un arrangiatore, faccio il produttore artistico, ho una mia etichetta discografica, mi interesso di musica da anni e sono sempre attento ai ragazzi emergenti. Cosa dire? Mi sembra un'ottima vetrina questo Village che ha dei grossi livelli di professionalità e con la speranza di beccare magari un artista giusto su cui lavorare e poter, diciamo, portarlo un po' nelle classifiche nazionali, magari anche internazionali. Ciao a tutti! It's the way I'm feeling, I just can't deny, no, but I gotta let it go. We found love in a hopeless place, we found love in a hopeless place, we found love in a hopeless place. We found love, 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 yeah, we found love. Sono Sileno Candelaresi, produttore televisivo e nonché da qualche anno anche produttore del Gran Premio Internazionale di Venezia, del Leone d'Oro. Sono qui in qualità di consulente artistico in quanto stiamo ricercando giovani per poterli poi promuovere all'interno della nostra Accademia del Leone d'Oro affinché possano vincere l'ambito Leone d'Argento per il miglior talento. È bello essere qui in questo contesto Music Village perché ci sono ragazzi veramente validi e anche l'ambiente degli organizzatori è molto di alto profilo.